Siamo qui con Roberto Goldaniga, allenatore di questo Osuf, oggi stravittorioso. Prima domanda, com'è andata oggi per quanto riguarda il terreno di gioco dopo questa allerta meteo? Il terreno era abbastanza pesante, era un falso terreno asciutto, nel senso che soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà soprattutto con i difensori a rilanciare, perché ti cedeva il terreno sotto i piedi, insomma, ecco, questo sicuramente sì. E cos'è stata oggi la chiave per questa vittoria? La chiave per questa vittoria è il gruppo, è stata la chiave dall'inizio dell'anno, è la chiave quando perdi, è la chiave quando ti rialzi, quando vinci, quando pareggi all'ultimo minuto, quando vieni ad allenarti, è il gruppo. Infatti veramente complimenti per l'unione che si vede anche da spettatore neutrale, di tifo, anche nel chiosco. Certo, questo devo fare un plauso alla dirigenza che non ci fa mancare niente e anche a tanti amici che ci vengono a vedere e ci aiutano. Grazie mille. Prego. Siamo qui con Jesse Specogna, centrocampista di questo Robur, oggi uscito sconfitto nonostante un gol di vantaggio subito nel primo minuto di gioco. Cosa è mancato oggi? Ma sicuramente siamo partiti bene, abbiamo fatto un gol pronti via dopo pochi secondi, poi secondo me abbiamo anche tenuto bene durante il primo tempo il campo, abbiamo creato occasioni e purtroppo poi abbiamo preso il gol del 2-1 avversario allo scadere del primo tempo e quello forse ci ha un po' condizionato. Poi nel secondo tempo non so cosa è successo, sinceramente siamo venuti forse un po' meno anche a livello di energie, però sì, mi sento di dire risultato pesante, insomma, per quanto si è visto, non credo meritavamo una sconfitta con questo passivo. È forse proprio il gruppo la chiave anche per ripartire dopo una sconfitta così, la chiave comunque in un campionato amatoriale può essere proprio questo, la cosa fondamentale per fare il risultato già dalla prossima sfida. Ma sicuramente siamo un bel gruppo numeroso. Rispetto all'anno scorso abbiamo incrementato anche a livello quantitativo la rosa e quindi credo che sì, ripartiremo dopo domani ad allenamento ancora più carichi di prima, con la volontà di riscattare questa sconfitta già sabato in casa nostra. Grazie mille e buona fortuna per la prossima partita. Grazie.